Lenzi alla Serracchiani che fanno il Meglio così. Noi saliamo in piedi sulle seggiole, salendo in piedi sulle seggiole libereremo Pordenone, perché è una città che merita di tornare a vivere, di tornare a lavorare, di tornare a aprire negozi e di camminare e di uscire di casa anche la sera, perché ci sono piazze e vie che non sono più italiane, sono in mano a manipoli clandestini che dovrebbero essere rispediti a casa loro uno per uno, perché Pordenone non per mezza Italia. Questo è, quindi il sindaco, dov'è il sindaco? Non riesco a vedere Pordenone. Dai Ale! Scusa tu amore. Ciao Ale! Andiamo alla seggiola, aspetta. Prendi la seggiola. Valorizziamo non il candidato sindaco, il sindaco. I candidati sindaci sono gli altri. Io ho visto un programma assolutamente concreto che parla di piazze, parla di sanità, parla di scuole, parla di carcere, parla di sicurezza. Pensate che stamattina abbiamo incontrato i rappresentanti delle forze dell'ordine, Polizia di Stato e Vigili del Fuoco, e la sinistra che in questo momento governa il Comune, la Regione e lo Stato, quindi non hanno alibi perché governano la città, la Regione e lo Stato. Oggi su tutta Pordenone, se succede qualcosa, c'è a disposizione una volante della polizia e un'auto dei vigili del fuoco. Così siete ridotti, perché i soldi e gli uomini vanno da qualche altra parte. Tenete presente che l'età media degli uomini e delle donne di Polizia di Stato che garantiscono l'ordine pubblico su Pordenone è superiore ai 50 anni. Quindi rendetevi conto di come possa essere garantita la sicurezza a decine di migliaia di persone. Noi non siamo qua a fare promesse mirabolanti, a dire se vinciamo regaleremo 80 euro a chiunque passeggi per Pordenone. È quell'altro che fa le promesse alla cazzo senza poi mantenerle. Noi non abbiamo promesse strane, però un po' di uomini in più, caserme sistemate, un carcere da spostare, dei negozi da aiutare senza massacrarli di tasse vista la crisi economica, delle piazze che tornino dei cittadini e non degli sbandati e dei delinquenti, molto semplicemente. Questo è, quindi il 5 giugno adesso tocca a voi. Noi ci abbiamo messo un amministratore in gamba che ha già dato prova di sé in passato, una squadra onesta, pulita, non di servi, perché il problema del PD a Pordenone, come in tutto il Friuli Venezia Giulia, è che è composto da servi che non muovono un dito se non glielo ordina la Serracchiani e se non glielo ordina Renzi, e noi non vogliamo essere servi di nessuno. Quindi che Pordenone sia amministrata nell'interesse di Pordenone, non nell'interesse di qualcuno che poi vuole andare a Roma, vuole andare a Bruxelles o vuole fare qualcos'altro. Questo è il ragionamento. Fortissimo. È bello avere alle 11:30 di un lunedì in una cosa improvvisata in piazza tanta gente che ha voglia di capire. Dateci una mano, diamoci una mano. Se vincerete al primo turno risparmiamo soldi e tempo. Esatto. Se per caso andrete al ballottaggio, ci rivedremo al ballottaggio, perché liberare Pordenone è troppo importante, anche perché è un segnale, è un preavviso di sfratto al governo Renzi, Boschi, Boldrini e Verdini, che ne sta combinando di tutti i colori. Quindi il 5 giugno tocca a voi, noi ce la mettiamo tutta. E grazie, prima di ascoltare il sindaco, perché poi il protagonista è lui, un piccolissimo inciso, visto che sui giornali oggi si parla del referendum di ottobre, Sì. visto questi di elezioni comunali non parlano perché le danno già per perse, però ieri la Boschi, addirittura i partigiani bravi votano sì, i partigiani cattivi votano no, e poi parla Napolitano e poi parla la Boldrini. Io vi dico solo una cosa, al referendum di ottobre, alla pessima riforma di Renzi, che ci renderebbe schiavi dell'Europa per i prossimi 50 anni, gli uomini liberi da Pordenone a Milano a Crotone votano no, perché non siamo nati per morire schiavi della Merkel, di Bruxelles e delle banche. Quindi gli
Che è ancora peggio. Vai. Grazie a Matteo per aver trovato uno spazio in un'azienda impressionante.